I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Le nuove misure anti-Covid, meno regole, più libertà, isolamento solo per i positivi. Ancora alto il numero dei contagi, ma per gli esperti è stato raggiunto il nuovo picco. Farmaci contro il Covid, in realtà pillole della medicina cinese pericolose per la salute, vendute a Milano. La Guardia di Finanza scopre l'inganno e indaga 6 persone a Chinatown. La costruzione del nuovo stadio di San Siro. Milan e Inter confermano fare presto, possibili altre scelte lontane da Milano, decisive le prossime 3 settimane, incertezza sul futuro del Meazza. 7:18 di giovedì 31 marzo, San Beniamino. Buongiorno da Milano, benvenuti al Gazzettino Padano da Paola Colombo, in onda con la regia di Antonino Faranda e Roberto Badiali. Cominciamo dalle notizie di viabilità, linea Lorenzo Zappullo di Radio Traffic. Grazie, ben trovati sulla A9 Milano-Como Chiasso, code per lavori tra Como Centro e Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Traffico tipico attorno a Milano, si viaggia lentamente sul percorso milanese di A4, in particolare verso Torino, sulle 3 tangenziali. Vi invitiamo in chiusura a guidare con prudenza per la pioggia che potrebbe creare disagi sui nostri percorsi. Buon viaggio! Grazie, noi passiamo alle previsioni del tempo, ascoltiamo Camilla Gali del Centro Geofisico Prealpino di Varese. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino. Un minimo depressionario si sposta in giornata verso il Tirreno. Correnti umide ed instabili raggiungono la regione Padano-Alpina. Sono attese piogge oggi e nei prossimi giorni, alternate a fasi asciutte e ventilate da nord. Temperature in calo e limite neve che scende fino a quote collinari. Previsioni oggi: nuvolosità irregolare al mattino con anche qualche schiarita. Nel pomeriggio molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci, neve sulle Alpi fino a 1500 metri. Venerdì nuvolosità irregolare al mattino, poi molto nuvoloso coperto con deboli piogge e nevischio fino a quote collinari, più freddo. Temperature massime tra 10 e 13 gradi. Sabato al mattino nuvolosità irregolare, spesso estesa, probabilmente asciutto con a tratti qualche schiarita, ventilato da nord nel pomeriggio e in serata. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Il Gazzettino Padano. Una circolare del Ministero della Salute diffusa in serata ha precisato che ora l'isolamento sarà previsto solo per i positivi al Covid. I contatti stretti avranno 10 giorni di autosorveglianza. È una delle regole della nuova fase di contrasto al virus. Da domani stop allo stato di emergenza. Cresce ancora il numero dei pazienti negli ospedali lombardi e la coda dell'ondata spinta dalla variante Omicron 2. Oltre 1000 i ricoverati in area medica, 26 in più rispetto al giorno prima. In lieve calo l'occupazione nelle terapie intensive, 23 i decessi. I nuovi casi sono quasi 9500, il 12,7% dei tamponi. Nelle scuole i contagi aumentano in tutte le fasce d'età, ad eccezione dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni più coperti dal vaccino. Secondo gli esperti la curva ha raggiunto il plateau. Giovanni Corrao è docente di statistica medica all'Università Bicocca di Milano. Ci troviamo in una situazione endemica con una circolazione del virus che non dà luogo a picchi epidemici, che però il virus circola ugualmente. Resta l'incognita dell'impatto delle nuove misure. Da domani stop all'obbligo di isolamento per i contatti stretti. Il Green Pass non servirà più per entrare in banca, alle poste, nei negozi, negli uffici e per viaggiare sui mezzi pubblici che torneranno al 100%. Green Pass base solo nei ristoranti al chiuso. Novità anche in classe, la DAD sarà solo per i positivi. Maria Itri, TGR Lombardia. Pillole pericolose per la salute vendute come farmaci anti-Covid. La truffa è stata scoperta a Milano dalla Guardia di Finanza. Un volantino sulla porta di un'erboristeria milanese diceva che si poteva comprare un farmaco contro il Covid-19, formula in granuli, ispirato alla medicina tradizionale cinese. Da questo particolare è iniziata un'indagine della Guardia di Finanza su falsi farmaci, tutti sequestrati in 6 negozi in zona Paolo Sarpi a Milano. Al banco un uomo ci spiega che non ha più flaconi. Lei ce l'ha un prodotto di questi? No, adesso no. Adesso è solo radici. Tutto sequestrato da Lolo. Tutto sequestrato? L'indagine della procura
procura contesta reati quali frode in commercio ed esercizio abusivo della professione. Non è un farmaco per il Covid. No, non è farmaco. Tutti di erbe. Erbe. Fa benessere per la salute. È solo un'erba, dice? Certo. 23.000 i farmaci sequestrati e 620.000 integratori, valore 1 milione di euro. Erano presenti sostanze dannose. Dalle analisi sono emersi metalli pesanti, idrocarburi e un antibiotico. Roberto Rotondo, TGR Lombardia. In Corso Lodi a Milano, rapina in banca con dipendenti e clienti tenuti sequestrati per mezz'ora. La polizia ha arrestato i responsabili, pregiudicati che abitavano non lontano dalla filiale. Chiusi per mezz'ora dentro la banca in attesa che la cassaforte a tempo si sbloccasse. È accaduto a Milano poco dopo mezzogiorno. Nella filiale del Monte dei Paschi in Corso Lodi c'erano 8 persone tra impiegati e clienti. I 2 rapinatori armati di taglierino hanno aspettato, sono usciti dalla banca con un bottino di 100.000 euro. Si sono allontanati su un motorino, qualcuno ha preso la targa ma è risultato rubato. Gli agenti del servizio antirapina della squadra mobile, dopo aver raccolto le testimonianze e la descrizione dei 2 quarantenni autori del colpo, sono andati a controllare in una zona poco distante, in via San Dionigi, dove era stato ritrovato 2 settimane prima un altro motorino usato per una rapina simile in un'altra banca. Lo hanno trovato, il motore era ancora caldo, a poche decine di metri c'era la casa di un pregiudicato. Sono andati a controllare, hanno trovato il complice che stava uscendo. In una borsa aveva la metà del bottino, 50.000 euro, l'altro era in casa con il resto dei soldi, il taglierino e gli abiti usati per la rapina. Entrambi sono finiti in carcere e il denaro, almeno per una volta, è tornato in banca. Milano, Enrico Rotondi, TGR Lombardia. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato un carico di sigarette e tabacco di contrabbando per 100 kg. Un cittadino extracomunitario è stato arrestato e un'altra persona denunciata. Le scoperte in alcuni mercati del capoluogo, in una ditta che vendeva melassa per narghilè e poi in alcune aziende di Melegnano. E notizia di poco fa, altra operazione delle forze dell'ordine, la Polizia di Milano ha arrestato 12 persone. Questa volta sono accusati di furto, ricettazione e riciclaggio di batterie elettriche di scooter. Secondo gli inquirenti almeno 700 colpi tra il 2020 e il 2021. Il caso stadio di San Siro, Milan e Inter chiedono di fare presto, altrimenti l'ipotesi è costruire il nuovo impianto altrove, fuori Milano. Noi vogliamo il nuovo stadio San Siro, ma vogliamo partire subito. Milan e Inter chiedono un'accelerazione. Il presidente rossonero Scaroni sottolinea: partendo subito finiremo nel 2027-2028. Ulteriori ritardi sarebbero impossibili da sostenere. Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciamo a dotare Milano di uno stadio moderno, di uno stadio che meritano i 2 clubs. Questo non vuol dire che se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi non guarderemo altre ipotesi. La risposta del sindaco di Milano Sala: uno stadio lontano da Milano? Per noi l'unica area è la zona di San Siro e su quella, dice, noi andiamo avanti. Se le squadre ritengono di voler vedere altre opzioni sono liberissime, ma noi stiamo andando avanti, stiamo a questo punto lanciando una piccola gara veloce per identificare il coordinatore del battle blu, quindi assolutamente non ci fermiamo. Resta da chiarire anche il futuro del vecchio impianto, demolito parzialmente, cosa resterebbe e cosa diventerebbe il Meazza. Intanto la Lega annuncia un presidio davanti a Palazzo Marino per chiedere che il sindaco Sala riferisca in aula sul nuovo stadio. Andrea Silla, TGR Lombardia. E proprio a proposito del futuro di Milano e di grandi opere, oggi c'è la buona notizia di stanziamenti importanti del governo per potenziare anche le metropolitane di Milano. Ce ne parla Eleonora Di Lauro leggendo i titoli dei quotidiani. Il Corriere della Sera, cronaca di Milano, il metro si allunga e spunta la linea 6, finanziate le estensioni per Baggio, Paullo e Segrate. 3 i prolungamenti, una nuova linea da tracciare. Ieri sono arrivati i soldi per i nuovi chilometri della metro. Milano avrà 732 milioni di euro, annuncia il ministro Giovannini. Dalle pagine nazionali l'omicidio di Rescaldina, il papà di Carol in lacrime, lui è stato diabolico, mi ha mandato gli auguri al posto di mia figlia. L'intervista a Fabio Maltesi, padre della ragazza uccisa dal vicino di casa, reo confesso. Carol, anima speciale, titola invece la prealpina di Varese, che apre il giornale con l'intervista alla madre della ragazza. Viveva, racconta alla mamma, per il suo bambino. La Repubblica, cronaca di Milano, spinta Human Technopole, un centro al servizio dell'Italia. Parla Walter Ricciardi, neopresidente del comitato scientifico. Il Technopole, dice lo scienziato, rilancerà la ricerca in Italia. Il Giorno, fine dell'effetto tagli del governo a Milano, racconta l'inchiesta del quotidiano milanese, la benzina già oltre i 2 euro.
Avvenire, sicurezza rider, comune in campo, cronaca di Milano. Per i fattorini in bicicletta saranno organizzati corsi di educazione stradale, lingua italiana e formazione per chi vuole cambiare lavoro. Alle piattaforme di delivery verrà chiesta l'istituzione di spazi di ristoro con servizi igienici e forme di rappresentanza sindacale. Libero, cronaca di Milano. Un esercente su 4 rinuncerà ai tavolini. Da domani torna la tassa sull'occupazione di suolo pubblico. Nonostante lo sconto del 20%, molti smonteranno i The Halls. Questo è un tema che si ritrova su molti giornali. La provincia di Lecco, tavolini, si va dal giudice, da domani torna la tassa ed è scontro frontale fra locali e giunta sulla riduzione degli spazi in piazza. E ora con Vilma Petenzi del Corriere della Sera Brescia, le principali notizie pubblicate sul suo giornale. Torniamo sulla vicenda dell'imprenditore Mario Bozzoli, scomparso nella sua fonderia a Marchino l'8 ottobre di 7 anni fa. Per l'omicidio ha processo il nipote Giacomo, ma non è ancora ben chiaro se il corpo, mai ritrovato, sia stato gettato nel forno dell'azienda oppure fatto sparire in altro modo. La Corte d'Assise ha quindi disposto un esperimento giudiziale su scala ridotta. Nel forno di un'azienda di Provaglio verrà gettato il corpo di un maiale vestito con abiti compatibili con quelli indossati dall'imprenditore la sera della scomparsa. La reazione potrebbe fornire risposte significative per i giudici. Poi i carabinieri bresciani hanno sgominato una baby gang con l'arresto di 19 ragazzini. Postavano su Instagram le storie dei loro colpi con i relativi bottini. Grazie a Vilma Petenzi del Corriere della Sera Brescia. Il cittadino, tensione nelle aziende di logistica. A Somaglia, nell'Odigiano, bloccati i camion. La provincia di Como, 3 giorni al pronto soccorso a 85 anni e senza mangiare. Il primario del Sant'Anna dice: siamo presi d'assalto, ci dispiace per le lunghe attese. Un'ultima ora che arriva dalla Digos di Milano a Torino, un arresto da parte della polizia di un uomo per atti terroristici. Gliene sarebbero stati contestati 100 in tutto il mondo. Ovviamente maggiori dettagli nel nostro TG alle 14 su Rai 3. Grazie per l'attenzione e una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.